Cosa che sicuramente vi consiglio di fare, se avete la possibilità ovviamente, quando comprate tante scatole di vermi come in questa occasione, di spostare i vermi all'interno delle scatolette piccoline in una confezione più grande, magari una scatola di arenicola come in questo caso, in modo da far respirare decisamente